Salute, vi propongo oggi un viaggio in riserva naturale di Abunta di Ugapigorsu. Un'isola in dell'isola. E è forse così che lo si può definisce Ugapigorsu. Il territorio si estende da una quarantina di chilometri e un trapassi di 15 chilometri nella sua parte centrale, dove è più largo. Il nostro viaggio d'oggi ci porterà più precisamente in un territorio protetto della riserva di Abunta di Ugapigorsu tra Macinaio e Cinturi. Un patrimonio tamanto formato da strati vecchi assai che palesano l'intimità di alea tra mare e terra. Un pezzo di terra tra continente francese e italiano. È un associo sostenuto dal Consiglio Generale di Ugismonte e dal Parco Regionale di Corsica che gestisce la riserva naturale. Il Conservatorio di Litorale ha acquistato 654 ettari in punta di Ugapigorsu. Su spazio gestito dall'associo Finutiarola Punta di Ugapigorsu. Adunisce il comune di Cinturi, Dersa, di Ruiano e la società di Amici di Ubarco. Ciò la dichi a grande diversità di usitu propone una ricchezza biologica e animale importante. Il paesaggio è fatto a macchia zeppa e si intrecciano parecchie razze di piante come il mucchio o l'istinco. Il luogo è in un paradiso per gli giri marini come un marangone o parlente. Uno degli elementi dell'animazione di faccende dell'associo è il giasso di Ruganeri. Lo scopo è di permettere di viaggiare costa a costa a piedi tra Macinaio e Cinturi. Da mantenere la spudichezza di Urudione, infatti di natura ed architettura, hanno difeso di fare campeggio, da accendere fuoco, di lampare mensula e di viaggiare con veicoli a motori. Tocca all'Enco a moi, il conservatore di riserva, a sorvegliare, a intrattenere il sito e di noi a accogliere la gente. Nella riserva naturale di Abunta di Ugapigorsu esiste una vera comunione tra natura e cultura. Continuiamo la nostra visita. Nella comune di Ruiano troviamo la cappella Santa Maria. Anche se non si conosce mica troppo la sua data d'origine, si può dire che ci sarebbe stata qui una necropoli romana e paleocristiana. Da notare in Trento ha particolarità di a doppia abside con una navata unica. Vicina alla cappella, posta davanti a un mare come un battello, s'alza ad ora Santa Maria. Cioè la ramintacchi al XVI e XVII secolo, Ugapigorsu e a Corsicasana erano minacciati dagli assalti di barbareschi, gettando che la fu alzata una collana di torre lunga le piaghe. In Ruiano, ad ora Santa Maria di Cappella fu compia in 1549. Al XVII secolo ci stavano i Turiciani. Alla stessa epoca diventa un luogo dove si cambiavano prigionieri turchi e cristiani. Ma andiamo più a nord tra Ersa e Cinturi, in cerca di una curiosità, i famosi mulini a vento. All'entrata del XX secolo è sempre d'attualità la dobro di Juventi che i capicorsini sono i primi ad aver accettato l'impianto di Campi de Ugliane. Ma la storia d'amore tra Ugapigorsu e Eolu è anziana assai. Ugapigorsu è un solo luogo con Bonifacio dove ci sono parecchi mulini a vento. E ci tocca a ramintacchi se i mulini erano adoperati da vallolio a farina di grano, a un cuburu, a farina castagnina.
Il più famoso è forse il Mulino Mattei, anziano mulino Franceschi. All'inizio era un vero mulino a vento, ma fu restaurato da un capo d'impresa, Francesco Mattei, davano innanzitutto un oggetto di pubblicità. Il Mulino Mattei faceva da centro di informazione per la Sociu Finucchiarola, punta di Capicorso. Attenti, è di primura per l'uomo di preservare il suo ambiente. C'è la ramintacchi a crescita della popolazione, ingegna bisogni noi e attività che si sono sviluppate da poco, come il turismo. La pressione demografica minaccia lo spazio naturale, vegetale e animale di usido. Lo scopo è agisce di modo durevole in un ambiente naturale delicato. Tocca all'uomo a imparare a rispettarlo e a preservarlo a pro di la bene. Ramintemoci. Un'isola in dell'isola. È così che lo si può definisce il Capicorso. La riserva naturale di Punta di Capicorso tiene un patrimonio biologico e culturale da monto. A presto.